Aldegheri, il bilancio della Regione Veneto è bloccato, il Partito Democratico va all'attacco contro questa paralisi. Situazione di stallo in Consiglio regionale. Il bilancio 2013 non riesce a trovare i voti sufficienti per essere approvato, anche e soprattutto per le divisioni interne alla maggioranza. E il Partito Democratico, con i consiglieri regionali Roberto Fasoli e Franco Bonfante, va all'attacco. Gravissimo ritardo, ancora una volta il Veneto è forse l'ultima delle regioni ad approvare il bilancio, quando ci sono tante necessità nel nostro Veneto, ed è dovuto soprattutto alla rottura all'interno della maggioranza, fra PDL da una parte e Lega dall'altra, e una Lega che ormai è spaccata chiaramente in due, la Lega di Zaia e la Lega di Tosi. Ecco, queste spaccature impediscono addirittura all'opposizione di poter fare l'opposizione, perché non sappiamo chi farla. Tra i molti temi bloccati da questo stallo, hanno sottolineato Fasoli e Bonfante, ci sono tra l'altro i finanziamenti per il trasporto pubblico, quelli per il credito alle imprese, quelli per il sostegno alle famiglie in difficoltà nel pagare bollette e affitti, nonché molte altre questioni di vitale importanza. Il 2013 sarà un anno nero anche per l'economia veronese che nonostante tutto regge rispetto ad altre